Era una volta no padre, ricco quanto l'omaro, ma perché non si può avere felicità sana allo munno, aveva un figlio così sciaurato e da poco che non sapeva conoscere le scioscelle dalle cetrole, per la quale cosa, non potendo poi dare più l'ignoranza sua, datole una buona mano de scute, lo mannai a far mercanzia verso Levante, sapendo che lo vedere varie paesi e lo praticare diverse gente, scete l'ingegno, affila lo giudizio e fa l'uomo spierto. Moscione, che così si chiamava lo figlio, postosi a cavallo, cominciai a camminare alla volta di Venezia, arsenale delle meraviglie dell'omunno, per marcarsi con qualche vascello che jesse allo Cairo. E camminata una buona giornata, trovai una che stava fitta a pedano chiuppa, allo quale dicette: «Come ti chiama, giovane mia? De dove si? Che arte è la tua?» E chi le rispose: «Mi chiamo Furgolo, sono da Saetta e saccio correre con mano lampo!» «Ne vorrei vedere la prova», le pregai a Moscione. E Furgolo disse: «Aspetta un poco, che a movire si è povero e farina!» E stanno nu pocorilla sospisa, ecco una cerva per la campagna e Furgola, lasciandola passare nu piezzo innanti per darle più vantaggio, s'è messa a correre così spotestata e così legge de pede che s'arria aiuta per coppa non sammanata da farina senza la sarnia e la forma della scarpa, tanto che in guatta sauza la ionze. Per la quale cosa Moscione, maravigliato, le disse si voleva stare codisso, che la verria pagata de musco, e Furgolo contentandosi s'abbiare de compagnia. Ma non camminare 4 miglia che trovare un altro giovane, allo quale Moscione disse: «Come mai no, ma camarata? Che paese è lo tuo e che arte hai?» E chi le rispose: «Ma chiama orecchia leparo, so da valla curiosa e mettendo l'orecchia in terra senza partirmi da un luogo io sento quanto si fa per lo punno, audendo li monopoli e confarfe che fanno l'artigiana per autirare le prezze delle cose, li mari affici delle corteciane, le triste consigli delle roffiane, l'appuntamento delle innamorate, li consierte delle mariuoli, li lamenta delle servitute e li riportamento degli spiune, li vissi delle vecchie, le astemme degli marinar che non tanto vedeva lo gallo dell'oceano e la lucerna dello franco quanto vedono sta orecchie meie. «Sì è lo vero ch'esso», rispose Moscione. «Dimmi che si dice alla casa mia?» E disse posto l'orecchia in terra dicetta: «Nu vecchio parla con la mogliere e dice: sia laudato lo solo lione che m'ha levata chi lo Moscione da Nandalluccia, che la faccia da giarne all'antica, che lo chiuve dello coro mio, che lo manca camananna sumunna, sa farà om e non sarà così asina bestiale vazzacchia pierda giornata che...» non chiù, disse Moscione, che dice lo vero, te creo. «Perciò vieni conmigo, che hai trovato l'avventura tua». «Vengo», disse lo giovane. E così abbiamo insieme camminato 10 altre miglia a trovare un altro, alla quale disse Moscione: «Come ti fai chiamare, uomo da bene mia? Dove sei nata e che cosa sai fare allo mondo?» E chi le rispose: «Mi chiamo Ceca dritta, so da Castielle di Raiusto e saccio insertare così a pilo questa palestra, che addomiazzano mila schioccola». «Vorrei vedere sta prova», li pregai a Moscione, e chilla carracata la balestra, pigliata la mira, fece sautarno Cicero da coppa una preta, per la quale cosa Moscione se lo pigliai come l'altra per compagnia sua. E camminata nata giornata, trovai a certa che fravacavano un bello muolo alla calandrella dello sole, che potevano dire con ragione:
Barella, metti l'acqua all'ovino, che marda lo core! Delle quale appa tanta compassione che le disse: e come, mastri miei, avete capo da stare a sta carcacca, dove si cocerria una seconda da vufar? Uno dei quali rispose: noi siamo freschi come una rosa, perché teniamo un giovane che ci soscia da rete, da maniera, che appare che aspirano le ponente. E Moscione disse: lasciamillo vedere se Dio vi guarda. E li fravocatur, chiamato lo giovane, Moscione le disse: come ti fai chiamare? Previta dello parente. Da che terra sì? E che professione è la tua? E chi le rispose: io mi chiamo Sciusciariello, sono di terra ventosa e saccio fare con la bocca tutti i venti. Se vuoi zefere, io ti faccio ire in secolo. Se vuoi refole, io faccio cadere case. Non lo creo se non lo vedo, disse Moscione. E Sciusciariella sciusciaia in prima soave soave, che pareva lo vento che spira a posilla che vierza la sera, e votatasi tutta no tempo a cirtarvara, mannaia tanta furia de vento che strada caia una fila de cirza, la quale cosa vedendo Moscione se lo pigliaia per compagno. E camminando altro tanto trovaia un altro giovane, allo quale disse: come ti chiama? Non ti sia un comando, De dove si se può sapere? E qual è l'arte tua, si è lecita la domanda? E chi le rispose: ma chiama forte schiena, so da Valentina, ed ha già la virtù che mi schiaffa una montagna anguilla e mi pare una piuma. Se fosse questo, disse Moscione, tu meritarisse l'essere lo re della doana e sarisse pigliato con lo pallio lo prima di maggio, ma ne vorrei vedere l'esperienza. E forte schiena cominciai a caricarsi da schiantuno da prete, da tronco d'arbore, da tanta altra pisima che non l'averiano portata 1000 carratune. Lo che vedendo Moscione l'accordaia a stare codisso. E così, camminando, arrivarono a Belluciore, dove era un re che aveva una figlia la quale correva come lo vento e avria corsa da per coppa le fruccola spacata senza chiarne le cimme, ed aveva spubracato un banno che chi l'avesse arrivata a correre non ce l'avria data per mogliera, e chi fosse restata a rete l'avria tagliato lo cuello. Arrivato Moscione a sta terra e sentuto sto comandamento, ietta allo re sofferza di correre con la figlia e fattali belli patte, o da battere le carcagne o da lasciarsi la catarozzola. La mattina fece intendere allo re che l'era schiaffato un descanso e non potendo correre in persona avrebbe posto al luogo suo un altro giovane. Venga chi vuole, rispose Ciannetella, che era la figlia dello re, che non mi si danno lippole per tutto in gennè. A così, essendo la chiazza piena di gente per vedere la corsa, che l'uomo ne facevano come a formiche e le finestre e lastre che erano piene come uovo, comparse Furgolo, lo quale si mise allo capo della chiazza aspettando le moppete. Ed eccoti venire Ciannetella con la gonnella accorciata per via mezze gambe, con una scarpetella una sola bella attillata che non passava 10 punte. E postasi da spalla a spalla e sentutolo tarantare lo tutù della trommetta, se mesero a correre che gli talloni le toccavano le spalle. Fa conto che parevano liepere secutate da levriere, cavallo scapulato dalla stalla, cane con le besche alla coda, asino con lo spruccolo diretto. Ma Furgolo, che n'aveva lo nome li fatte,
Se l'assai chiudono parma de reti e ravanno lo termine, lo che ti sentista la luc, lo illaio, lo greciglia, le strille, le sische, lo sbattere da mano e dei piedi della gente gridando viva, viva lo furastiero, per la quale cosa Ciannetella fece la faccia come culo de scolare che ha già avuto la spogliatura, restando scurnate e affrontate di vedersi venta. Ma perché la corsa s'aveva da provare 2 volte, facette pensiero di scontrarsi sta fronda e aiutasenna alla casa, fece subito un precanta a Naniella, che tenendola all'udito si sconocchiasse le gambe che non potesse camminare, non solamente correre, e lo mannai a donare a Furgolo, a solo portasse un dito per l'amore suoia. Aurecchia Liepora, che sentette sta convarfa passata tra la figlia e lo padre, stette zitta e aspettai l'esito dello negozio e come lo trommettiare della ucciele dello sole frustai la notte in coppa all'asina dell'ombra, tornarono in gambo e dato lo solito segno comenzare a giocare de tallune. Ma non tanto Ciannetella pareva un'altra Atalanta quanto Furgola era diventata nasone spallato e un cavallo reprise che non poteva muovere passo. Ma cieca dritta che vede lo pericolo dello compagno e sentuto da orecchia liepara come passava l'ombruoglio, dez de mano alla balestra, tarai una parretta cogliendo giusto allo dito de Furgola, facendo zompare la preta dall'aniella dove era la virtù dell'onganto, per la quale cosa si sciuozzero le gambe ingordate in 4 salti da crapia passai a Ciannetella e vinse lo Pallio. Lo re, vedendo la vittoria de no papuscia, la parma de no vozzacchio, la trionfo de no caccia alla pascera, fece gran pensiero si dovevole dare o no la figlia e fatto consiglio con le sapute della corte suoia, le fu risposto che Ciannetella non era voccone per i denti de no scauzacane e de una uccella pierda giornata e che senza macchia de mangatore poteva commutare la promessa della figlia a no donative de scute, che sarebbe stata più spazione de sto brutto pazzantone che tutte le femmine dello mondo. Piacquetta allo resto parere e fece intendere a Moscione che denaro volesse ingagna della moglie che le era stata promessa e disso, consigliato con l'autre, rispondette: io voglio tant'ore ed argento quando ne può portare in quello un compagno mio. E contentatosi lo re, fecero venire forte schiena, sopra lo quale a cominciare a caricare forze de bavuglie de docatuna, sacche de patac, burzone de scudo, barili de monete de ram, scrittorie de catene d'anelle, ma quando più caricavano stava più sauta come una torre, tanto che non bastanno la tesoreria, li bancarotte, li mercanti de cammino della cetate, mannaia per tutte le cavaliere a cercare in Brest cannaliere, bacille, vuccale, sottacoppa, piatto, guantiere, canestra, perfino le cantarielle d'argento, e manca vastattere per farlo piso giusto. All'ultimo, non carra ma sazia e sfastoriata, se ne partettene. Ma le consigliere, che vedere sto sfonneria che se ne portavano 4 scauzacane, dissero allo re che era una gran assenetata a far carriare tutto lo nervo dello regno suo, e però sarebbe bene mannare la gente de reta ad alleggerire tanto carico di quell'Atlante che portava in coppa alle spalle un cielo de tesori. Lo re, chiegatasi a sto consiglio, spedette subito una mano di gente armata a piedi ed a cavallo che l'arrivassero. A orecchia liepara, che sentette sto consiglio, ne avvisai e li compagne, e mentre la polvere s'alzava allo cielo per lo sbattere delle carcagne di chi veniva a scaricare sta ricca sarma,
Sciusciariello che vede la cosa male parata, cominciai a sciusciar da maniera che fece non solo schiaffar da faccia in terra tutta la gente nemica, ma le mannaie come fanno le venti settentrionali a chi va per quella campagna chiudono meglio lontano. Per la quale cosa, senza avere altro impedimento, arrivare alla casa dello padre, dove facendo parte alle compagne dello guadagno, perché se suole dicere a chi ti fa guadagnare lo tortone e tu dalla l'esca, nella mannaia consolata e contenta. Ed esse restai con lo padre ricco in funno e se vede nasano carraco d'oro. No facendo buciardolo mutto, Dio manna li biscuotti a chi n'ha dient.